Buongiorno a tutti, sono Nicoletta Pellegrini, docente di alimentazione e nutrizione umana presso il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali ed Animali dell'Università di Udine. Nell'ambito del progetto Il tempo della mela mi sono occupata di studiare la masticazione orale di varietà diverse di mela. Ma vi chiederete che cos'è la masticazione orale? È quel momento breve tra quando introduciamo un alimento in bocca, iniziamo a masticarlo, fino a quando lo deglutiamo. Durante questo breve momento, che è preliminare alla digestione, la struttura dell'alimento è deformata, destabilizzata, frantumata per l'azione dei denti, della lingua e della saliva, fino alla formazione di quello che noi chiamiamo un bolo e al momento giusto per poterlo poi deglutire. Durante questa masticazione noi abbiamo la percezione dell'alimento, quindi durante la masticazione si sprigionano sapori ed odori che ci rendono più o meno gradito l'alimento, e questo gradimento influenzerà più o meno la quantità che ne consumeremo e la velocità con cui la consumeremo, e oltretutto lo consumeremo, e influenzerà anche la successiva capacità digestiva dell'alimento stesso. Pensate ad alimenti con struttura diversa, un biscotto friabile, un bignè morbido, oppure alimenti con strutture croccanti come patatine o una mela, verranno inevitabilmente masticati per tempi diversi e porteranno alla formazione di boli diversi, oltre che fornirci sensazioni diverse. Lo misuriamo? Chiediamo ai volontari di masticare l'alimento in questione e intanto noi li videoregistriamo. Da queste videoregistrazioni possiamo ottenere diverse informazioni: il numero di masticazione e di deglutizione, quanto ci hanno impiegato a masticare e la velocità con cui hanno masticato un dato prodotto e il dato alimento, e infine quindi quanti grammi di alimento hanno consumato per minuto. Possiamo anche chiedere ai soggetti, invece di deglutire, di espettorare il bolo, quindi di sputare letteralmente in una pietre l'alimento, in modo che da poter stabilire la quantità di saliva che è rimasta incorporata. Più l'alimento è secco, più ci vorrà saliva, come avranno masticato e trasformato l'alimento, quindi quante particelle e di quale dimensione, e in alimenti come ad esempio le mele possiamo anche determinare quanti zuccheri si sono liberati durante la masticazione. Fatto quindi per questo progetto? Abbiamo confrontato la masticazione orale di due varietà di mele, la mela golden e la mela Fuji. In particolare abbiamo tagliato cubetti di dimensione tale per cui tutti i volontari fossero in grado di infilarseli direttamente in bocca, e poi abbiamo determinato appunto alcune informazioni, come vi dicevo prima. Chi abbiamo arruolato per fare questo studio? Dei soggetti adulti di età tra i 18 e i 59 anni, in buona salute orale, con buone funzioni olfattive e gustative, magri, quindi né troppo grassi né troppo ma non troppo grassi ma non troppo magri, che non avessero apparecchi che potessero interferire con la trasformazione orale. Vi racconto qualche risultato che abbiamo ottenuto. In particolare, la prima cosa che vi voglio far notare è che per masticare 7 grammi di mela ci mettiamo dai 15 ai 17 secondi, pochissimo. Qualcuno ci mette di più. In generale possiamo dire che la mela Fuji è stata masticata più a lungo, ha richiesto più numero di deglutizione, ma complessivamente la quantità di mela Fuji masticata per minuto è risultata minore rispetto alla golden. Per quanto riguarda la quantità di saliva incorporata, non c'era grande differenza tra le due mele. Tenete conto che però la mela contiene molta acqua, e quindi in taluni casi, come vedete, abbiamo addirittura dati negativi, dimostrando che addirittura parte del succo della mela si è perso, e quindi l'espettorato conteneva addirittura meno acqua della mela originale.
Abbiamo chiesto anche ai soggetti quale sensazione si sprigionassero durante la masticazione delle mele in questione. In particolare le abbiamo chiesto di apporre una lineetta su una scala lineare di 10 cm ancorata tra 0 nulla e 10 massimo. Cosa abbiamo ottenuto? Che la mela Fuji effettivamente risulta più croccante della Golden, risulta però anche più dura, ma meno sugosa, ma tutto sommato anche un po' più dolce e però meno acida. Ma complessivamente possiamo dire che entrambe le mele sono state altrettanto apprezzate. Cosa stiamo facendo ora? Stiamo analizzando le particelle, in particolare dalla foto che vedete a sinistra corrispondente all'espettorato, noi tramite un software riusciamo a ottenere una immagine come quella a destra da cui possiamo estrapolare il numero di particelle e le dimensioni di queste. Il lavoro è piuttosto lungo e quindi richiederà del tempo e non l'abbiamo ancora concluso. Stiamo anche analizzando la quantità di zuccheri liberati appunto nell'espettorato, ma ancora questi dati non sono a disposizione. Voglio concludere dicendo che spero che questo video vi sia interessato e vi abbia stimolato e vi abbia fatto anche comprendere quante informazioni si possono ottenere dalla semplice masticazione di una mela. Con questo vi ringrazio dell'attenzione, ma devo assolutamente ringraziare anche la dottoressa Anna Baggio che si è occupata dell'analisi di tutti questi progetti.